Siamo pronti. Abbiamo messo tutta la chiavetta, c'è. Però la Cristina non arriva più. Perché non arriva più? Oh, vieni. Oggi facciamo il cambio. Intervisto io. Come te intervisti, Tim? Intervisto io. Abbiamo con noi Cristina. Ma sti cazzi, fuori da me, panda, che serve posto mi questo? piaceva che il coso leopardato qua. Non me lo toccare che sono gelosa. Siamo il cambio. Vabbè, a quanto pare bisogna Siamo farlo. il cambio. Peccato, volevo intervistare io, non posso. Col cazzo. Ciao, fioi! Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Giacomo, in arte Hot Ice. Già so dove voglio. Esatto, mi chiamano Ghiacciolo anche. Ghiacciolo. Polaretto. Come si può intuire, faccio rap. Giacomo, te sei da San Donà di Piave. Poi spiegami un attimo da quant'è che fai rap. Quasi una decina di anni fa ormai, iniziato tra i banchi di scuola. In un periodo tra l'altro in cui non andava ancora come adesso. Criminali se ne salvano 3/4 di uno. Poi Generazioni diverse. Saturata la situation. Il mondo dell'hip hop, cioè è un mondo in cui te puoi fare il DJ, te puoi fare il rapper, te puoi fare il b-boy, te puoi ballare. Cioè non è che devi per forza fare rap. Ah beh, Hai chiaro, capito? sono le varie discipline, Questo insomma. soprattutto rivolto verso i giovani. Fare rap non è obbligatorio, come dice i Green. Ma non cedono né cadono sociali magari, ma validi pensare. Sto collaborando con un cantautore di Vicenza, quindi anche chiama? Michele Fagion. Qui stiamo realizzando un pezzo spoilerone sul cyberbullismo. Sai che mi prende molto a me sta cosa, perché bullismo, cyberbullismo, io ne ho parlato molto anche nei miei video. Ho partecipato con un intervento in un pezzo di un cantautore di Avellino che si chiama Marco Iantosca, conosciuto all'interno del Trapani Pop Festival. Il riarrangiamento del suo brano mi è stato chiesto un intervento con una strafa rap e poi l'abbiamo registrato a Roma nel One Music Studio, recording studio di Gianni Herrera. Video realizzato a Dallas da lui con il mio intervento del video a San Donà di Piave. Cioè ragazzi, titoli di coda, video Dallas San Donà di Piave. Si chiama Controvento e su YouTube. Noi possiamo trovarti su Facebook, YouTube, SoundCloud e anche Spotify. e anche Spotify. Sempre bellissimo. Hot Ice. Sempre Hot Ice. Tu fai anche consulenza, cerchi di insegnarli tipo le metriche. Sì, mi hanno chiamato per tenere un corso di rap e di tecniche di scrittura in un centro giovani in zona mia a San Donà. È tanto una bella cosa servire, sarebbe utile anche a me tra l'altro. Ho fissato nella mente sta cosa che tu mi avevi detto. Sì. Che il dialetto veneto non è adatto per fare rap. No, allora dai, mettiamo le mani avanti perché sennò qua mi uccido. Secondo me è meno portato rispetto a altri dialetti come quello romano soprattutto. Più che dialetti e accento. Ci non conta quanti siamo, ma se vali svegliate. In realtà c'è chi fa magistralmente brani rap in dialetto dalle nostre parti. Beh, di Medrano, Calibro, tanti altri. E suonano no bene ma di più, cioè sono bellissimi, però devi saperlo fare in questo modo. saperlo Il fare. problema non è tanto il dialetto, ma è proprio anche quando scrivi in italiano e rap in italiano. Quando lo fa un veneto che è abituato a parlare in veneto, si sente tanto l'accentazione, tipo magari, che ne so, c'ha la maestrina, allora registra il brano e parla così. Secondo me musicalmente è un po' un pugno nelle orecchie, è insomma una roba mia, soggettiva. A me piace invece sentire le caratteristiche di ogni. Saranno anche forse difetti nel cantare, però sono le caratteristiche del cantante, dell'artista. Esatto, no, ma infatti è una cosa racconta soggettiva. la sua storia e lui. Questa si chiama Rap per Istalsi, prodotta da Two Face, questa è un po' più aggressiva. Sti pasti, sti cazzi sono pochi, forse perché gli altri stanno a digiuno. Quelle aggressive mi piacciono un sacco. Hardcore! E tra l'altro è stata presente nella compilation di Roma Combo volume 3, che è un'associazione facente capo a Roma Nord, ma che comprende vari MC un po' da tutta Italia. Hanno fatto in una compilation, c'era anche la collaborazione di Vacca. Dai! Servizio, una troia ligeri, e non è un caso siamo tutti fratelli. Questo è un po' il mio cavallo di battaglia. Con amore e determinazione, con Raiden, Rage, Masta 5, un po' di gente cazzuta di Torino. Dai! Questo perché devi viverlo rap. Il successo già da te solo finzione non c'è. E con ordini bellici pronti ordini a cui non
molti ribelli. Sono tanto testi impegnativi questi però. Sì, mi piace scrivere così. Questo è Il mare del vivere nella versione originaria, prodotta da Antonia V. Questa è roba underground. Come piace a me. Immuni si chiama Nopius alla produzione e agli scratching beatbox. Parla di terrorismo, guerra, insomma un po' una riflessione, c'è il lyric video anche di questa. La serie anche questa. Visi di sangue intrisi, vi le ammazzano civili e TG ci marcia. Virus è quello di Gesù Charlie, porto vertenisi, il numero di sì, c'è per te che prego. Preach. Cos'hai come fuoco sulla mia pelle, prima Questa Bella la base. sempre Antonia V, per questa. Oh che bella. Tutto questo eccita e agita anche l'animo, non si capacita grammatica dell'eros. Non ricordo come ero, sulla cura come ora la coperta è matina. A tratti come una calamita, ma a tratti sembriamo una calamità. E la convalida che è una reazione chimica, altro che timida, sei cinica e ogni minima combustione sai che brividi che mi dà. Questa passione spinge, la situazione critica, una voce simile mi dice vivi la so qui non finirà, questione di fisica. Sei come fuoco, questo rapporto sai è un gioco di che Bellissima. Mi piglia un sacco bene. Bellissima. Bella Trip, però. sono dei trip mentali miei. Senza andare in festoni. Cioè no, di solito i trip si prendono i rave. La qualità a livello appunto sia di scrittura sia proprio di realizzazione del brano, anche di originalità in qualche modo. Ecco, quindi cioè di andare a provare, è un po' complicato, provare ad andare a cercare altri artisti. La visibilità non c'entra un cazzo col talento, nel senso che non bisogna fermarsi a quello che ti fanno vedere in TV, nei talent o menate vario, che ne so. Assolutamente. Ma insomma la musica è ben altro, insomma, ecco. Penso che comunque in Italia ci siano veramente artisti forti che purtroppo spesso non vengono valorizzati abbastanza. Salutiamo tutti, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando seguite Giacomo Hot Eyes, Spotify, YouTube, Facebook, dappertutto. Ciao Ciao a tutti ragazzi, a presto!